91 anni, positiva al coronavirus, contagiata all'interno della casa di riposo Beggiato dove risiedeva e morta in ospedale dove era ricoverata. Si registra una vittima nell'ambito del focolaio all'interno del centro servizi per anziani di Conselve, dove il numero degli ospiti positivi è salito a 65, anche se 11 si sono negativizzati e un altro ospite è ricoverato. Contagi si registrano anche tra il personale, tanto che l'ULSS 6 ha inviato dei rinforzi, una situazione che le autorità regionali continuano a definire sotto controllo. La signora purtroppo aveva anche altre patologie. In provincia di Padova i numeri restano comunque alti, con altri 120 positivi nelle ultime 24 ore e un numero di cittadini in isolamento salito a 2.244, tra questi anche il sindaco del capoluogo, Sergio Giordani, venuto a contatto con un positivo. Un focolaio si è registrato anche ad Albignasico in una classe di una scuola primaria e c'è preoccupazione alle terme con gli albergatori che si trovano a fare i conti con numerose disdette dopo i contagi avvenuti in alcuni hotel. Un appello in loro favore è arrivato in queste ore anche dal presidente del Veneto Luca Zaia. Noi dobbiamo dare una mano agli albergatori, non esiste che passa l'idea che non si va alle terme perché c'è il cluster di Abano, cioè non c'è mica il serpente e il drago che viene fuori dalle grotte, cioè è come dire che c'è il cluster su una scuola e nessuno va più a scuola, no, è tutto sotto controllo, quindi l'invito ai cittadini, per favore anche la stampa nazionale, le nostre terme sono aperte, abbiamo i circuiti termali più belli del mondo.